Sono le 14:52 quando le 4 bare delle vittime della Coimpo arrivano davanti alla cattedrale di Adria. Le attende il vescovo, Monsignor Soravito De Franceschi, che a tutte e 4 le salme impartisce la benedizione. E splenda lui la luce perpetua. Poi Giuseppe Baldan compie il viaggio di ritorno a Campolongo Maggiore, dove lo attendono i suoi cari per l'ultimo saluto. È il giorno del lutto cittadino che unisce Adria a Rovigo e a Campolongo nel veneziano. Bandiere a mezz'asta, serrande abbassate dalle 2 del pomeriggio. Arriva presto il governatore Zaia, con lui diversi rappresentanti dello Stato. La peggior morte che una persona può fare è quella di perdere la vita nel posto di lavoro, quindi durante le sue attività lavorative. I dati che ci arrivano ancora oggi sono dati inquietanti a livello nazionale, che sono dati che ancora ci dicono che si muore lavorando. Il Polesine tutto si è unito dopo questo fatto per dire mai più. È una terra che in questo incidente rappresenta poi tutte quelle terre dove succedono purtroppo continuamente incidenti sul lavoro. Ci sono i sindaci del Polesine, da Ariano a Papozze, a Pettorazza, a Rosolina e molti altri. Quando le bare entrano nella cattedrale scrosciano i primi applausi. Davanti all'altare, con 15 preti concelebranti, sono molti i mazzi di fiori e le corone. I carabinieri in alta uniforme hanno portato quella del Consiglio dei Ministri. Katia, la moglie di Marco Berti, accarezza la foto del marito. Francesca, promessa sposa di Niccolò Bellato, fissa il vuoto lasciato dal suo amore. I parenti di Paolo Valesella si stringono tra loro. Rose bianche e gialle, margherite e rose rosse coprono i feretri. Risuonano le parole consolatorie del vescovo, si spezzano nelle lacrime le testimonianze di amici e parenti. Poi Marco, Niccolò e Paolo se ne vanno per sempre.